Rieccoci in diretta dallo stadio Tesolin di Chions, in campo il Chions in maglia totally blu e il Challis Buzzane in maglia arancione col calzoncini gialli. È la seconda stazione di gioco di una partita che vede il Chions avanti, il Challis Buzzane avanti 2-1 sul Chions in rimonta. Il primo gol ha segnato il centravanti del Chions Urbanetto su calcio di rigore al 18esimo, e facciamo ammenda di quello che abbiamo detto nel primo tempo. In realtà non era Pignat il protagonista negativo della difesa del Challis Buzzane, bensì era Zuliani, che in diagonale difensiva è andato a rovinare addosso a Urbanetto, che dunque si è guadagnato il calcio di rigore. E quindi 18esimo del primo tempo ha segnato Urbanetto dagli 11 metri, ha pareggiato Nicola Tonizzo al 30esimo, sempre su calcio di rigore per fallo ai danni di Ruffo da parte di Guizzo. E poi nei minuti di recupero del primo tempo, Eurogol di Buratto con una staffilata, una berta dal limite dell'area, imparabile per il portiere del Chions Plai. Ha gonfiato la porta del giovane estremo difensore chionsese. Quindi Challis Buzzane 2, Chions 1 in casa dell'11 del mister Rossitto. Nell'altra sfida in diretta oggi la Manzanese sta vincendo 3-0 sull'Union Feltre. Non ci sono stati cambi nell'intervallo o a inizio ripresa, e quindi gli stessi 22 effettivi che hanno terminato il primo tempo li ritroviamo in campo adesso. Voglio dire, per il Chions: Plai, Guizzo, Cavallari, Variola, Tunis, Pozzani, Funes Angel, Torelli, Urbanetto, consorti Zanier. Per i Charlins, Sordis tra i pali, poi Zuliani, Nallo, Ruffo, Buratto, Sottovia, Pignat, Tonizzo, Tomanelli, Longato, Bussi. L'arbitro di questo incontro è il signor Zago della sezione di Conegliano, e i suoi assistenti Montanello e Pirolai. Ringrazio Miki per le immagini, ci dà una grossa mano quest'oggi a Chions. Arrivano anche via Facebook messaggi che inneggiano al Challis Buzzane, Fuace Chiarlins. Ovviamente cerchiamo di essere obiettivi, e questo è un altro calcio di rigore inevitabile. Qui Sordis proprio è uscito coi tempi sbagliati, gli ha tolto la possibilità di intervento l'attaccante del Chions. Quindi alto calcio di rigore, direi era Zanier. E quindi di nuovo Urbanetto contro Sordis. Possibilità di pareggiare immediata da parte del Chions. Concentrazione del bomber chionsese col sinistro, e Sordis spara, e Urbanetto si è mangiato un gol pazzesco. Bravo Sordis a intuire e a parare, ma poi sul tapping di testa a porta vuota, specchio della porta spalancato, Urbanetto si è mangiato un gol clamoroso. E chissà che cosa sta passando per la testa adesso del giocatore con il numero 9, l'esperto centravanti chionsese, classe 94. Sospiro di sollievo per i tifosi della Challis Buzzane. Nallo. Buratto prova a far proseguire il suo compagno con il numero 4. Cercato Bussi. Buratto di prima verso Sottovia, manca l'incornata, ma c'è Ruffo
Buffo si sistema il pallone, mette tra i piedi di Buratto che fa partire un sinistro, poi ribattuto un altro sinistro abbondantemente fuori misura. Urbanetto si è davvero mangiato il gol del possibile pareggio. Masticano amaro i tifosi del Chionsi in questo istante. Non benissimo Play al rinvio, non ne approfitta però il Cerlis Buzzane, può ripartire il Chions. Consorti, avanza Cavallari, cambia gioco, va a cercare Urbanetto, va 1 contro 1 Zuliani, primo cross ribattuto, ci riprova ancora sul primo palo, attento Sordis a sbarrare la porta, e poi c'è un calcio d'angolo ancora per il Chions in pressione. Chions che ha iniziato sbattuto questo secondo tempo, avrebbe avuto anche con un calcio di rigore e un tapping a porta vuota di Urbanetto l'opportunità di pareggiare. Insiste l'11 di Rossitto. Pallone che spiove in area di rigore, lascia sfilare Cavallari, ci resta lì Urbanetto, la rimette in mezzo, palla che arriva di nuovo sul secondo palo, ma prova ad uscire Cerlis Buzzane con Bussi che viene abbattuto dalla contraerea chionsese, e c'è l'ammonizione per Torelli e il calcio di punizione per il Cerlis Buzzane. C'è dalla regia, mi correggono, ammonito Variola, numero 4. Ci sono movimenti soprattutto sulla panchina del mister Bertino, sta pensando a un cambio nel primo slot possibile. Nallo di testa, sottovia la tiene, Pignat la protegge e poi subisce un fallo. Pignat non rilevato, per fortuna di Cerlis Buzzane, la palla arriva tra i piedi di Tonizzo, poi Tovanelli, poi Zuliani che avanza sulla sinistra, uno scontro davanti alla panchina di Rossitto che favorisce comunque la rimessa laterale per la squadra in maglia arancione. Altro cross a centro area, la pressione del Cerlis Buzzane con la rimessa a disposizione di Nallo. Adesso ancora Chions che si chiude nella propria metà campo, soffrendo un po' la pressione del Cerlis Buzzane. Questo atteggiamento è stato letale per l'11 di Rossitto nel primo tempo. Chiaro che è tutto facile parlando e ragionando dalla tribuna del Tesolin, un altro conto è scendere in campo e giocare contro questo Cerlis Buzzane che sta disputando una prestazione a mio giudizio solida, senza troppi fronzoli. Sul punto di battuta del calcio di punizione ci sono Longato e Tonizzo, mentre Play mette 2 uomini in barriera, anche perché Longato può andare col sinistro, mentre Tonizzo con il destro. Cross di Tonizzo sul secondo palo, la sponda che non sortisce gli effetti sperati in casa carlinese.
Prova la ripartenza il Chions. A cui Nallo va a fermare Zanier con un fallo chiamato dal signor Zago. Intanto una novità, 4 gol della Manzanese, segnato Fida. Manzanese 4, Union Feltre 0. Qui al Tesolini invece è Chions 1, Cianis Muzzane 2. Questo martedì befanino di inizio gennaio. Adesso la temperatura si sta abbassando, è scesa anche qualche goccia di pioggia nel corso dell'intervallo. Mi pare che comunque adesso non stia piovendo, quindi si gioca più o meno all'asciutto, anche se il tasso di umidità è decisamente notevole, in linea con il periodo. Quindi quarto gol della Manzanese, tanta roba per gli Orange. Pallone che spiove in area, Chions al limite, poi un altro tiro ribattuto dalla difesa carlinese. Insiste in Chions, ma Torelli non tiene il pallone dentro il rettangolo di gioco e quindi si riprenderà con il invio da fondo campo a disposizione di Sordis. Mentre credo che il mister Bertino abbia rinunciato almeno per questo momento a effettuare il cambio. C'è quasi tutta la panchina carlinese che si sta scaldando. C'è un fallo di Cavallari, ma si prosegue. Arriva Funes al limite, poi fa partire un sinistro deviato e disturbato. La palla arriva sostanzialmente innocua in braccio a Sordis. Abbiamo superato siamo al quarto d'ora, quasi al quarto d'ora di gioco del secondo tempo, sempre sul punteggio di 1-2 al rigore di Urbanetto al 18° del primo tempo. Hanno risposto prima Tonizzo al 30° su calcio di rigore e poi Eurogol di Buratto nei minuti di recupero del primo tempo. Buffo, poi Longato non filtra e poi c'è un fallo tattico che ferma l'incedere del Chions ad opera di Bussi. Buratto si vincola in mezzo a 3 giocatori, anche con un discreto stile. Poi fa partire un lancio in avanti sul quale si avventa sottovia, manca l'aggancio. A buon gioco la retroguardia del Chions. Il lancio di Guizzo. Funes si fa vedere Variola, ma lo ignora Guizzo, che avanza ancora. Chiede l'1-2 anche a Torelli. Ancora Guizzo sul fondo. Fa partire un cross direttamente dietro la porta di Sordis. Quarto d'ora di gioco del secondo tempo. Segnale di vita dall'Union Feltre, segnato Vignali, e quindi siamo 4-1 a Manzano. Dopo il 4-0 griffato da Fida. Sottovia. Sbaglia l'assist di Sponda e quindi può ripartire il Chions. Ha ripreso a piovere e adesso sta piovendo. Sentiamo anche il rumore
della pioggia sulla tribuna del Tesolin, quindi la temperatura e soprattutto il tasso di temperatura si abbassa in contrapposizione al tasso di umidità che si eleva. Chios in attacco, nulla di fatto, prova a ripartire il Cerlins, sottovia di prima Bussi all'1 contro 1 con Pozzani, attento a tagliare la strada al numero 27 del Carlino. Ancora Nallo, Tonizzo di prima nella zona di Bussi, la mette giù Buratto di testa, Pignat resiste a un contrasto, fa viaggiare Zuliani sull'out di sinistra. Longato adesso fa possesso palla al Charles Mussane. Tonizzo va al lancio per la zona di Ruffo, Perescato però in posizione di fuorigioco. È partito con un pizzico di ritardo il lancio di Tonizzo, o forse è partito in anticipo il taglio in profondità di Ruffo, decidete voi, agli effetti è la stessa cosa. Superato il quarto d'ora di gioco del secondo tempo. Vi ricordo a Manzano, la Manzanese sta vincendo 4-1 sull'Union Feltre. E qui il Cernis Mussane sta vincendo 2-1 sul campo del Chions. Sottovia, abbattuto a centrocampo da un fallo di Variola. Importante anche questo lavoro di Sottovia che guadagna falli, tiene palla, permette al Cernis Mussane di salire con il proprio baricentro. Bussi, spalle alla porta, tende rinforzi, li trova in Longato, Longato ancora verso Nallo, di nuovo Longato, si chiude il Chions di prima, la palla è buona per Bussi, a me sembrava regolare, però è evidente che l'assistente di linea è meglio posizionato rispetto a me, forse non ho la migliore prospettiva per valutare, però mi sembrava un movimento abbastanza regolare quello di Bussi. Stacca di testa ma non trova la palla Tovanelli, la trova invece Zanier che fa salire il Chions. Funes la mette in mezzo, palla che arriva al limite, poi sottovia la smista dove può salire. Questo è fuori gioco, anche se per primo sul pallone arriva Play. Questo l'ho visto io perché sono proprio in linea con lo scatto di Ruffo. Altra posizione di offside, fermato dall'altra parte Zanier. Saluto chiaramente a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta Facebook e sulla pagina del Cernis Mussane. Un saluto anche agli amici di Chions e tifosi chionsesi che si stanno godendo questa partita attraverso i social della formazione del presidente Zanutta, della società del presidente Zanutta. Cerchiamo di darvi anche i risultati in diretta, il risultato che arriva da Manzano. Manzanese 4, Union Feltre 1, qui è Chions 1, Cernis Mussane 2. E lo dico a beneficio di tutti coloro che si siano messi all'ascolto solo in questo momento. Bene, qui il Chions in difesa, ma insiste il Cernis Mussane, di nuovo la palla arriva innocua dalle parti di Play. Cavallari Play. Attenzione al cambio, dunque c'è movimento lì lungo la linea laterale.
in mezzo alle due panchine sta per entrare nel Chions il numero 14 Sbaraini al posto di Miguel Angel Funes. Sbaraini in campo dunque, mentre esce Zanier ed entra il numero 15 Tomasi. Quindi due cambi per Rossitto, più o meno caratteristiche simili tra i giocatori che sono usciti e quelli che sono entrati. Adesso vediamo quale sarà lo schieramento, l'interpretazione dei ruoli che assumeranno i giocatori chionsesi. Nallo all'1 contro 1. Subisce. Sottovia non riesce a sfondare. Allora mi correggo, è entrato il numero 19 Valenta invece che il numero 15 Tomasi. Quindi al posto di Zanier è entrato Valenta e non Tomasi. Chions in pressione. Guardiola. Mette in profondità Consorti. Poi alla fine altro fallo subito da Sottovia. Impagabile il bomber carlinese in questo lavoro in fase di recupero del possesso. Nallo centralmente perlungato, non benissimo Nallo, ma alla fine la boccia destra in possesso del Cianis Muzzane. Bussi tenta di andarsene, riesce a vincere il contrasto, la mette in mezzo. Poi Nallo, Ruffo si è mangiato. È entrato Bertoli, quindi ne è entrato Bertoli. Non sto vedendo più niente, anche perché la luminosità adesso è decisamente carente. Forse sarebbe il caso di accendere anche i fari del Tesolin, perché si fa fatica a individuare i giocatori. Si è entrato Bertoli nel Cianis Muzzane e proprio lui, probabilmente a freddo, ha mancato il tap-in, una facile occasione. Occhio a Consorti, poi Pozzani la mette in mezzo sul secondo palo, Valenta prova ad intervenire, la palla spiove, Turbanetto chiama al colpo di Reni Surdis, era il numero 8 Torelli. Perché lo vedo qua, vedo là. Il calcio d'angolo per il Chions, palla che spiova in area, batti e ribatti, pericoloso, poi fallo di confusione chiamato dal signor Zago. Certo, abbiamo superato anche la metà del secondo tempo. Altro cambio nelle fila del Cianis Muzzane, dopo l'ingresso di Bertoli è la volta. Vediamo chi esce intanto. Allora esce Bussi. Bussi che esce da questa parte, infatti mi aspettavo che andasse verso il... E entra anche il numero 10 Simone Tonelli, che viene a prendere praticamente la stessa posizione che aveva Bussi, cioè alle spalle da centrocampista offensivo sulla destra. Simone Tonelli al posto di Bussi.
infatti confermo a Simone Fonasiere che il problema è esattamente quello lì che mi ha segnalato, la luminosità è decisamente carente, facciamo un po' di fatica a vedere quello che succede, soprattutto a riconoscere i numeri di maglia dei giocatori. Comunque, degno di nota il colpo di reni di Sordis che ha impedito ad Alberto Torelli la gioia del gol, un colpo di testa a colpo sicuro, è volato il portierone greco arrivato da Rimini alla corte del presidente Zanutta qualche giorno fa a deviare sopra la traversa. Altro fischio del signor Zago. La batte e ribatti a centrocampo, questo però è il gioco che favorisce il Charlis Muzzane, che essendo in vantaggio può pensare a semplicemente a gestire, provando a interdire le azioni del Chions che è arrivato più volte pericoloso davanti alla porta di Sordis. Ricordiamo anche che Urbanetto ha sbagliato un calcio di rigore e soprattutto ha sbagliato anche il successivo tap-in dopo la parata di Sordis dopo 1 minuto e mezzo nel secondo tempo. Play con i piedi. Variola manda la palla in profondità, laddove non può intervenire Valenta. Eccolo che arriva il cross a centro area, svetta bene Tonizzo. E poi il Charlis Muzzane perfeziona il disimpegno guadagnando la rimessa laterale. Siamo quasi alla mezz'ora di gioco del secondo tempo, 1-2, Chions 1, Charlis Muzzane 2 al Francesco Tesolin di Chions. Chions in attacco e alla fine ancora Sordis, ma a gioco fermo, perché sul primo controllo c'è stato il fallo di mano, sul primo controllo di Pozzani l'arbitro ha rilevato un tocco di mano che ha vanificato anche il successivo super intervento di Sordis, che alla fine si sta dimostrando molto attento in questo tipo di situazioni tra i pali. Ricordiamo che il portiere greco del Charlis Muzzane ha parato un calcio di rigore a Urbanetto all'inizio del secondo tempo. Sottovia, la prolunga, Tonelli non riesce a intervenire, ma resta in possesso di palla a Charlis, scivola Nallo, la palla arriva allungato, Tonelli ancora, Tonelli fa partire il destro, deviato, e c'è il calcio d'angolo per il Charlis Muzzane. La Berta di Tonelli pericolosa, indirizzata sul primo palo, era comunque sulla traiettoria play. Scocca la mezz'ora anche attraverso le campane del campanile di Chions. Calcio d'angolo sul primo palo, Tonizzo stacca di testa, non inquadra lo specchio della porta.
Saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta Facebook e sulla pagina ufficiale del Cernese Muzzane, diretta condivisa anche dagli amici del Chions, mentre un po' di confusione in campo per questa iniziativa dei padroni di casa. Pozzani si libera sul fondo, poi Filippini prova a lavorare un pallone sulla sinistra, ancora Pozzani guadagna il calcio d'angolo. No, non c'è calcio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato proprio il numero 6 del Chions, quindi si riprenderà con il rinvio da fondo campo a disposizione degli ospiti. Problemi di crampi anche, mentre c'è un altro cambio con il mister Patrick Bertino che sta per mandare sul rettangolo di gioco, vediamo chi, penso siamo al 33esimo. Problemi di crampi per Nallo, ma si riprende anche. C'era un cambio da effettuare, ma invece pare che si prosegua. Vedremo cosa succederà nel corso dei prossimi minuti. Tonelli la mette giù, poi il pallone si impenna a centrocampo, alla meglio il Chions. Pozzani messo giù da Pignat, braccio largo, giusto il fischio del signor Zago. Commentatore di parte mi piace però, questi commenti che arrivano da casa mi entusiasmano. Saluto ovviamente a tutti gli amici del tifosi del Cernese Muzzane e gli amici tifosi del Chions. Poi spiegatemi quando mai io possa essere stato di parte, ma sono aperto al dialogo e al confronto, ci mancherebbe altro. Con la Chions in possesso palla, con l'apertura verso Pozzani. Filippini la mette in mezzo, un cross pericoloso, raso a terra, pallone che arriva tra i piedi di Torelli, ha il problema di girarsi Torelli, alla fine non esce Surdis, una incomprensione probabilmente con i suoi centrali difensivi che aspettavano che lui andasse a recuperare la boccia prima che fosse toccata da qualche giocatore del Cernese Muzzane. Il tiro di Variola dalla distanza, nessun problema per il portiere greco, ex Rimini, ex Udinese Primavera. Tanto Nallo di nuovo per terra, con problemi di crampi, mi sa che a questo punto la sostituzione dovrà essere necessaria. Infatti Patrick Bertino manda on deck il numero, no, ma aspetta, allora, era stata segnalata l'uscita di Sottovia, ma invece infatti è uscito Nallo, ok, è entrato, chi è Spetic questo? Sì, è Spetic, ma c'è qualcosa che non mi quadra però, perché là è uscito un altro giocatore. Allora, è uscito Pignat, è entrato Spetic e Nallo è ancora in campo. No, Nallo sta uscendo, quindi ci manca un cambio che non è stato segnalato dalla... Sembrerebbe parmigiano, però in questo momento ci sono 10 giocatori in campo, 11, eccolo là.
È Dimiroci, adesso abbiamo capito c'è stata un po' di confusione perché Nallo, chiamato per il cambio, in realtà è uscito dietro la porta. Nel frattempo era entrato Spetic al posto di Pignat e non capivamo come mai Nallo stesse uscendo. Poi alla fine abbiamo visto Dimiroci nel rettangolo di gioco e tutto è tornato. Tutto è chiaro, siamo sì, giustamente da caso ci fa notare che Nallo è nel 2002, però è entrato Dimiroci e quindi che è 2002 come Nallo, e quindi è tutto nella norma. Avevamo perso proprio il cambio di Dimiroci perché non era stato segnalato dalla lavagna luminosa. Alla fine finalmente l'azione termina con questa classica uscita di play. Quindi è entrato Spetic al posto di Pignat, ma è entrato Dimiroci classe 2002 al posto di Nallo che è 2002, quindi tutto regolare anche per quanto riguarda la gestione dei fuori quota. Occhio al Chions, fase offensiva, guadagna ancora un calcio d'angolo. Valenta si sta dando grande affare da davanti. Siamo intanto al 35esimo. Alzo cross, libera la difesa da Cianis Muzzane. Tonelli, cambia gioco, entra in area di rigore, il tocco sotto, arriva Tonelli dal lato debole, è il Torris del Cianis Muzzane con una perfetta azione di contropiede. Gioiscono i supporters carlinesi, perfetta azione in contropiede, due cambi di gioco, retroguardia del Chions pescata fuori posizione e con il numero 10 Simone Tonelli il Cianis Muzzane Patrice al 36esimo e ovviamente sottovia non Tonelli era quello che ha fatto l'assist dall'altra parte, quindi al 30 quindi gol di sottovia, assist di Bertoli, azione partita da Tonelli sulla destra. Per il Cianis Muzzane, dunque in casa del Chions, perfetta azione di ripartenza. Chions ci ha provato, attaccava a pieno organico, caccia del pareggio, alla fine si è fatto anche infilare dalla ripartenza carlinese. Bisogna dire la verità che quando può giocare così in velocità in ripartenza, il Cianis Muzzane è un'altra squadra molto più efficace, molto più ficcante. Continua a piovere intanto sul terreno di gioco del Tesolin e su Chions. Siamo al quasi 40esimo del secondo tempo. Cavallari altra ripartenza, sottovia, 4 contro 2, sottovia, manca l'appoggio sulla destra verso Tonelli. Doveva essere una ghiottissima opportunità. Poi Pozzani si allunga il pallone e perde anche la boccia.
Giannis Mozzana che chiude in attacco questo secondo tempo. Zuliani è venuto a destra prendendo il posto di Nallo, mentre Dimroci è andato a giocare laterale dall'altra parte al posto di Zuliani, quindi ha ridisegnato così la sua retroguardia Bertino. Adesso Chions prova a sparare le ultime cartucce a propria disposizione. Longato la mette giù, chiamato in causa anche Sordis, grande protagonista di questa sua prima partita di ritorno al Charles Muzzane, ex portiere del Rimini, dell'Udinese Primavera, anche aveva già giocato a Carlino un paio di stagioni fa. Longato di Mroci adesso gestisce il possesso palla l'11 di Patrick Bertino. Sottovia anticipato. C'è un altro cambio nelle fila del Chions, sta per entrare Lorenzo Vittore. Vittore entra al posto di Pozzani. A proposito di Vittore, salutiamo anche papà Vittore, il mister, che rivediamo con piacere su una panchina, ha preso il posto di mister Bussin, coach Bussin, sulla panca della Spal Cordovado. Quindi Pino Vittore sarà uno dei protagonisti nel calcio dilettante in Friuli Venezia Giulia, di nuovo protagonista appena si potrà partire, e speriamo di farlo il prima possibile. Sottovia la prolunga, Tonelli la tiene, Tonelli avanza palla al piede, poi vorrebbe portarsela sul sinistro, ma giustamente gli fermano con mestiere l'incedere i difensori del Chions, poi Consorti cambia gioco. Guizzo alza un pallonetto, Consorti prova a tenerla ma poi commette fallo. Diluvia su Chions. Intanto c'è il secondo gol della Union Feltre a Manzano, di mezzo allo svantaggio la formazione veneta. Manzanese 4, Union Feltre 2, ha segnato Benedetti. Altro 5 minuti di recupero, si giocherà dunque fino al 95esimo. Quindi ulteriori 5 minuti di speranze per il Chions di rimettere in piedi questa sfida e ulteriori 5 minuti da gestire per il Charlins Muzzane. Altro gol del Charlins Muzzane. Anche questo gran gol, anche questo doppietta di Bulato, che oggi ci ha abituato evidentemente a gol di pregevole fattura dopo l'Eurogol nei minuti di recupero del primo tempo. Altro gran gol di
Matteo Buratto, e dunque mette in ghiaccio la partita. Semmai servisse sotto l'aspetto meteorologico, anche nell'aspetto pratico, direi che il Ciarlis Muzzane con questo 4-1 può considerarsi sufficientemente tranquillo. Mi spiace un po' vedere il Chions dimesso. Diciamo che da un punto di vista psicologico, all'inizio del secondo tempo, il doppio errore di Urbanetto, prima sul calcio di rigore parlato da un ottimo Surdis, bisogna dire la verità, e poi sul tapping di testa sbagliato dal centravanti chionsese, poteva valere il 2-2. Lì da un punto di vista psicologico la partita è, diciamo, cambiata per l'11 di Rossitto, qualcosa è scattato, tant'è che poi nel secondo tempo Ciarlis Muzzane comunque ha fatto la partita e ha gestito tanto gli attacchi del Chions quanto con grande efficacia le ripartenze. Il gol del 3-1 di Sottovia è arrivato proprio con una ripartenza ficcante, efficace, precisa, in sovrannumero peraltro. E poi questo secondo gol di Buratto, il quarto del Ciarlis Muzzane, vale il 4-1 per la formazione del mister Patrick Bertino. Adesso non ci saranno più di 4 gradi su Chions, temperatura bassissima. Io ne approfitto già per ringraziare Miki per il contributo che ci ha dato, per le immagini, per l'aiuto di quest'oggi. Situazione un po' particolare perché l'anticipo contemporaneo di Manzanese Union Feltre ci ha costretto un po' agli straordinari. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta a regalarvi entrambe le partite visibili su FVG Sport Channel BHTV nei prossimi giorni, in rigorosa differita ovviamente. Sbaglia Spetic, ma va bene così per Patrick Bertino, che difatti applaude comunque l'iniziativa dei suoi, e alla fine Ciarlis Muzzane guadagna anche la rimessa laterale. Noto sulla pagina Facebook che tifosi del Chions sono piuttosto negativi nei loro commenti. Mi dispiace un po' leggere questo, anche perché ho sempre visto il Chions con grande simpatia, come peraltro in realtà tutte le squadre che cerco di seguire nel modo più efficiente possibile. Ed eccolo qua, il triplice fischio del signore Zago, dunque certifica la vittoria del Ciarlis Muzzane. Buon iniziale di Urbanetto al 18° del primo tempo su calcio di rigore, pareggio al 30° del primo tempo di Tonizzo su calcio di rigore, Eurogol di Buratto nei minuti di recupero del primo tempo per il 2-1 del Ciarlis Muzzane, che nel secondo tempo ha dilagato con i gol di Sottovia in contropiede e ancora Buratto con Eurogol in chiusura di secondo tempo. Potremmo chiamarla zona Buratto invece più che zona Cesarini d'ora in avanti. Un saluto a tutti, grazie amici, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta e coloro che ci seguiranno in differita in televisione sul canale 113 del Digitale Terrestre. Un arrivederci e buona Befana a tutti. Ciao! Puoi andare? Adesso ti... O se no vuoi darla... Aspetta che faccio partire la segreta.